Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi invece parlerò di un'altra situazione, quando il maschietto in un certo senso è succube di una compagna. Capita alcune volte, è rarissimo, ma capita che alcune volte i narcisi non sono narcisi ma sono le narcise, e cioè che praticamente delle donne, delle femmine, delle signore a un certo punto invertono i ruoli e praticamente per la paura del maschietto, del compagno, di perdere quella che lui crede essere la sua unica fiamma della propria vita, viene in un certo senso fagocitato e entropizzato, si potrebbe dire così, perché proprio in questo caso qua la Valchiria prende possesso della mente del soggetto e praticamente il soggetto sta male da mattina a sera, sebbene magari è anche un personaggio di rilievo a livello economico, ma viene praticamente schiavizzato. Allora il vostro Marietto vi dice di stare attenti. Ma prima di questo, prima di iniziare proprio la pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 a lunedì sera Ildegara e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e siamo già oltre 170 persone che sono iscritte. Bene, parliamo un po' di questi casi un pochettino tristi, cioè sono tristi anche quando la donna viene in un certo senso vampirizzata, ma anche quando gli uomini vengono vampirizzati, perché ci sono casi indecenti dove magari una signora ha magari una relazione con ben tre, ripeto, tre persone differenti, e quindi uno di questi chiaramente fa il palo, cioè il marito, e gli altri due purtroppo fanno come si suol dire, i fuchi, e queste situazioni rendono le persone veramente deboli, spossate, senza voglia di vivere, senza uno scopo, e hanno questo loop infinito nel cervello che punta sempre verso questa persona, perché questa persona è riuscita nel suo intento, cioè mettere una mappa mentale e un nord, se si può chiamare nord, dentro questi uomini. Forse perché erano troppo buoni, forse perché erano troppo ingenui, forse perché erano troppo soli, ma sta di fatto che queste donne esistono, sono praticamente delle mine vaganti, e chi se le trova nel proprio cammino soffre perché praticamente queste qui non hanno, sono delle narcise egoiche e in un certo senso anche tremende, tremendone. E quindi qui ci vuole che cosa? Qui ci vuole, o si inizia subito con un'elevazione vibrazionale a livello dei corpi sottili, e quindi adagio costruendo di nuovo delle vibrazioni nuove nel corpo del soggetto, dell'uomo. In un certo senso, a un certo punto lui riuscirà a smantellare queste, come si suol dire, queste mappe mentali che questa signora ha messo dentro, ma il lavoro chiaramente sarebbe lungo. Voi sapete che ci sono questi bellissimi circuiti nel canale, nel sito del capitano.altavista.org, e sapete che ci sono anche nel gruppo di Facebook questi circuiti scaricabili, e il Marietto ha fatto le pillole a riguardo dalla 17esima in avanti in radiestesia basic, che chiunque le può guardare e capire come si fa. Oppure bisogna intervenire a gamba tesa, togliersi i guanti bianchi quando la cosa è veramente pesante, in cui l'uomo soffre quasi da lasciare questo pianeta o da fare imprudenze, e allora a questo punto qui bisogna intervenire. Ildegard e Marietto Veneziano sono sempre sulla breccia a dare una mano a livello professionale, con Dagide oppure con riti operativi propiziatori per fare in modo che venga spaccato questo loop infernale che porta, al posto che portare in su, porta in giù, e la persona chiaramente tutti i santi giorni vive veramente male, vive male, e fa vivere male anche magari a chi gli sta intorno a sé, amici, conoscenti e quant'altro. Quindi cari amici, non siete soli, sapete che il vostro Marietto e la vostra Hilde sono sempre con voi. Se volete contattarci vedete i numeri di telefono, sapete cosa costa un consulto, ma sapete che esistono degli attrezzi spirituali per tagliare questi legami, e questo vale sia per le donne sia per i maschietti che per le femminucce. Se siete in un loop infinito in cui non riuscite più a capire dov'è il nord e dov'è il sud, dov'è l'est e dov'è l'ovest, noi ci siamo. Ci siamo. Se vedete che anche i circuiti radionici stentano, vi devo dire una cosa, i circuiti radionici funzionano sempre, hanno delle loro velocità, magari per fare alcune cose ci vuole un anno e mezzo, però se la cosa è così, come si suol dire, degradata, così grave, allora bisogna intervenire con
sistemi molto più performanti, e il vostro Marietto e la vostra Idria sapete che lavorano con la Dagida e sistemi operativi di alta magia. Quindi non esitate a contattarci. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!